È stata stimata in 14.000 ettari l'area complessivamente allagata a seguito delle violente perturbazioni che durante la settimana hanno colpito il Veneto e in particolare la Bassa Padovana. La proposta degli amministratori locali della zona al Consorzio Adige-Euganeo, competente territorialmente, nel corso di una riunione alla sede di Este, riguarda la possibilità di realizzare un canale scolmatore cosiddetto per sversare le acque del fiume che scorre in quest'area, il Gorzone e i canali afferenti nel vicino Adige. Costo dell'opera 20 milioni di euro, un impegno importante, ma per dirla con il sindaco di Villa Estense, piccolo centro dove numerose sono state le famiglie rimaste isolate in seguito agli allagamenti, meglio spendere i soldi per opere definitive piuttosto che continuare ad impiegarli in interventi di emergenza. Intanto il Movimento 5 Stelle ha proposto a Padova, per bocca di alcuni parlamentari, la possibilità di annullare il famigerato patto di stabilità per quelle realtà municipali che intendano investire nella tutela idrogeologica. La Regione Veneto nel frattempo ha preparato il decreto per la richiesta dello stato di calamità naturale.